Martedì 23 maggio 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluno, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo alle prime pagine. Cominciamo con la prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia messa in primo piano riguarda il Giro d'Italia che sta per arrivare in provincia di Belluno. Titolo a piena pagina: Vajont e 3 cime Belluno in rosa. Giovedì e venerdì Giro d'Italia arriva in provincia, un inserto di 7 pagine su tappe, luoghi e protagonisti della corsa che troverete appunto in questa edizione del Gazzettino di Belluno. Fatto di cronaca messo in primo piano: trovato morto nel corridoio della casa di riposo, è successo ad Arsier. La procura indaga per omicidio colposo. La casa di riposo di Arsier torna sotto inchiesta mentre si sta attendendo ancora il deposito della consulenza sulla morte di Antonio Salina, 84 anni, di Feltre. L'anziano fuggito da quella RSA è ritrovato morto annegato dopo 4 giorni lo scorso marzo. Sotto la lente della procura c'è un nuovo caso, il decesso di Sisto Sommariva, 92enne di Cies, comune di Lamon, che era ospite della struttura ed è tutto da chiarire secondo gli inquirenti. La procura ipotizza a carico di ignoti ancora una volta l'omicidio colposo. Nelle prossime ore verrà effettuata l'autopsia sul corpo dell'anziano trovato morto nei corridoi del reparto in cui era ospitato la notte tra venerdì e sabato scorsi. Era accasciato, ucciso presumibilmente da un infarto, senza traumi visibili. Il medico del 118 che lo ha soccorso e non ha potuto far nulla che dichiarare ha chiamato i carabinieri che stanno ricostruendo l'accaduto. Dovrà essere stabilito anche se l'anziano è caduto dal letto. Belluno, botte, video in chat con un pestaggio fra ragazze al parco, l'approfondimento di Bonetti a pagina 3. E ancora Agordo, torta virtuale per gli 88 anni di Leonardo del Vecchio. Ieri ad Agordo è stato il primo 22 maggio senza Leonardo del Vecchio, ma la grande famiglia allargata non ha dimenticato il compleanno del patrone di Luxottica. Il gigante è aggregato al colosso Essilor dedicandogli virtualmente una torta con 88 candeline. Sport dalla prima pagina: il calcio al Pagotto cambia marcia, alleanza tra club Lauria e Perale, nuovi allenatori. Feltre cammina sulla pista ciclabile, auto lo centra, grave 54enne. E ancora a Belluno, rally di matematica, la sfida dei 340 alunni a colpi di cifre. Sono arrivati anche da Marostica nel Vicentino per le finali regionali delle gare di matematica che ci sono state ieri alle scuole medie Ricci. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. In questo caso notizia in primo piano: milioni alle scuole, manca personale, fondi a rischio. I progetti devono essere pronti in tempi brevi, i presidi preoccupati, segreterie e cariche di lavoro, ma scarseggiano gli amministrativi. L'approfondimento di Dalanese a pagina 18. Gesù Maggiore, stalking su un disabile, sacerdote ai domiciliari. Don Giovanni Brancaleoni condannato per gli episodi avvenuti alla RSA di Pollir. La pena è divenuta definitiva in Cassazione. L'approfondimento a pagina 22. Gabriele Arrigoni, socio onorario del CAI, ha scalzato Mussolini. L'approfondimento di Dalmassa a pagina 18. E la foto di copertina ci porta a Feltre travolto sulla pedonale, denunciato il pirata della strada. Viene travolto da un'auto mentre si trova sulla pista ciclopedonale di via Bagnols a Feltre. Gravissimo incidente ieri poco dopo le 13 con un pedone ricoverato in rianimazione per traumi riportati. A causare l'incidente un automobilista risultato ubriaco e che non si è nemmeno fermato. L'approfondimento di Curto a pagina 21. E un richiamo di carattere nazionale: il caso, il ponte non era sicuro e noi lo sapevamo. Ammissione di Mione, ex capo della holding Benetton, al processo per le 43 vittime del crollo a Genova. L'altra testimonianza: Tomasi, taciuti 6.000 difetti nelle gallerie. L'approfondimento a pagina 3. Questa dunque la prima pagina del Corriere delle Alpi. Addentriamo al suo interno, come sempre breve panoramica riferita alle notizie di carattere nazionale e internazionale. La prima riguarda appunto la tragedia del 14 agosto 2018. Siamo a Genova. Ponte Morandi a rischio crollo, sapevamo ma non facemmo nulla. Mion, super manager di Benetton, ricorda: emersero dubbi che la struttura potesse restare in piedi, la rievocazione in aula del vertice con i tecnici, pure Castellucci era presente, non aggiunse niente. Genova, le testimonianze al processo, il nodo del difetto di progettazione e la prassi delle autocertificazioni sulla sicurezza. Queste alcune dichiarazioni di Gianni Mion, che era capo di edizione Cassaforte Benetton, che
controllava la holding Atlantia sulla stabilità del viadotto. In riunione mi dissero che l'autocertificavamo, questo mi terrorizzò, ma non feci e non dissi nulla, tenevo al posto di lavoro. Sul tema delle mancate manutenzioni è la deposizione più dura sentita fino ad oggi. A volte sembrava che nessuno controllasse, totalmente impreparati a gestire la rete. Vediamo appunto in questa fotografia il crollo del ponte Morandi a Genova il 14 agosto 2018 che provocò la morte di 43 persone. Possetti, tanti hanno taciuto, quel dramma si poteva evitare, la Presidente del Comitato in ricordo delle vittime, un duro colpo, ora però nessuno in aula ci potrà dire che non si poteva prevedere. Spea era inaffidabile, taciuti 6.000 difetti nelle gallerie liguri. Roberto Tomasi, l'amministratore delegato di Aspi, testimone, indice puntato contro l'azienda che si occupava del monitoraggio. Emergeva uno stato sostanzialmente peggiore della rete, anche un più 200% nell'aumento dei punteggi sui pericoli. Questa è la dichiarazione di Roberto Tomasi, amministratore delegato di Aspi. E adesso passiamo invece all'emergenza climatica che ha coinvolto direttamente l'Emilia-Romagna, alluvione, caccia ai soldi, oggi dal CDM 300 milioni, le auto della mafia all'asta per ricostruire la regione, 6 miliardi di danni, Salvini no a Bonaccini, commissario. Il nuovo Polesine, con Selice è un paese circondato dall'acqua, la rabbia della gente, noi restiamo qui. Serviranno altri 10 giorni per togliere l'acqua, stiamo facendo il massimo, tutto è andato sotto in 3 ore, sono passati 7 giorni e l'acqua non va via. Questa è la dichiarazione di Antonella Ciani, abitante di Conserice. Ed ecco alcuni scatti di come si presenta la situazione in questo comune. Sfide dell'economia a pagina 6, revisione PNRR, il governo si spacca, Salvini a Fitto non cedo un euro, il ministro degli affari europei sostiene l'impossibilità di spendere tutto e la necessità di cancellare alcune infrastrutture. Dall'attualità, pagina 7, Mattarella, mai più razzismo, la lezione del capo dello Stato per i 150 anni dalla morte di Manzoni, è la persona e non la stirpe ad essere destinataria dei diritti universali, questa è la dichiarazione di Sergio Mattarella. Notizie dall'Ucraina che troverete a pagina 8, sabotatori in Russia, raffica di attacchi nella regione di Belgorod, rivendicano i partigiani russi, metteremo fine alla dittatura, Prigonzin, missione compiuta, Wagner via da Bakhmut. E continuiamo invece con l'emergenza climatica, in questo caso in Veneto, il rischio in Veneto, questo è il titolo, dopo l'alluvione del 2010 un piano da 3,5 miliardi, ne sono stati spesi solo 1,5 e c'è il nodo dei bacini di laminazione, dei 23 previsti ne sono stati realizzati 8. Questo è lo stato delle opere di laminazione in Veneto. Per quanto riguarda la provincia di Belluno siamo appunto in provincia di Luna non ce n'è nemmeno uno, tutti sono praticamente nelle zone tra Vicenza, per lo più tra Vicenza e Verona, qualcuno a Treviso e qualcun altro in provincia di Rovigo. Siamo a pagina 12, sempre dalla Regione, l'accusa alla Regione, pesticidi tossici e niente biologico, duro attacco del consigliere Zanoni sulle pratiche della viticoltura, l'assessore Caner ribatte tutto falso, ecco com'è andata davvero. Troverete appunto la vendita dei pesticidi in Veneto, quantità in chili su litri di prodotto pesticida venduto provincia per provincia. Vedete che la provincia con il maggior numero di pesticidi in Veneto, almeno da questo grafico, è la provincia di Verona con un aumento dal 2012 al 2021 si è passati da 5.631.372 kg a 6.363.181. Su TikTok il 2 giugno tutti a Peschiera, paura per un nuovo raduno trap sul lago, sempre dal Veneto. L'anno scorso oltre 2.000 giovani presero d'assalto la località dando luogo a risse e danneggiamenti, ma stavolta la questura gioca d'anticipo, notizia che in questo caso che ci porta in provincia di Verona. Ma continuiamo con la provincia di Belluno, siamo a pagina 16, istruzione, questa è la notizia che ha aperto l'edizione di oggi sia del Corriere delle Alpi con il PNRR, pioggia di milioni sulle scuole ma manca il personale per fare i progetti, presidi e sindacalisti sono preoccupati, si caricano di lavoro le segreterie dove mancano i direttori amministrativi. I dirigenti critici, era necessaria la formazione ad hoc per gli impiegati. L'approfondimento a firma di Paolo Dallanese vi aspetta a pagina 16.
Siamo a pagina 17, il convegno in provincia, Cason, stereotipi e pregiudizi affossano il talento femminile. Focus su donne e lavoro, le pari opportunità, un'occasione per le imprese, occorre parificare i salari e garantire flessibilità e i papà utilizzino i congedi. Sindacato, Ferraro lascia la Willy, il problema alloggi una bomba sociale, l'approfondimento sempre a firma di Paola Dallanese. Siamo a pagina 18, fuori Benito Mussolini, dentro Gabriele Arrigoni, l'ex dentista bellunese tra i soci onorari del CAI. Ha 82 anni ed è iscritto alla sezione di Belluno da 70, andavamo al settimo Alpini con le bombole del gas sulle spalle. Questa una delle sue dichiarazioni che troverete in questa intervista a firma di Francesco Dalmas. Domande entro il 15 settembre, storia dell'immigrazione, c'è un concorso veneto, ABM mette a disposizione il proprio museo a coloro che vogliono partecipare al bando di concorso per saggi brevi, inediti e originali sulla storia dell'immigrazione veneta. Il concorso, indetto dalla Regione, è riservato a giovani studiosi di qualsiasi nazionalità con età compresa tra i 18 e i 35 anni. Continuiamo con pagina 19, lavori al polisportivo, fondi vicini, la Dolomiti alle valigie pronte, aperture del governo per coprire gli aumenti dei costi, l'intervento dovrebbe iniziare in autunno. A giugno piscina chiusa per manutenzioni anche legate all'antincendio. E sempre per quanto riguarda la manutenzione del capoluogo, cimiteri, parchi e strade, preda dell'erba alta, il comune avvia gli sfalci. Siamo a pagina 20, fauna selvatica, pecore dell'Alpago a rischio, il lupo ne ha già fatte fuori 560. Nel fine settimana ne sono state uccise 37, gli allevatori minacciano di lasciare. Abbiamo reti alte fino a 1,5 metri, ma vengono saltate agevolmente. Notizia di spalle, Nevegale dintorni, Belluno Alpina, logica del comprensorio per il bene del turismo. E continuiamo con le notizie che riguardano la provincia di Belluno. Siamo a pagina... Non possiamo leggere questo inserto dedicato all'economia, ma che comunque troverete in questa edizione del Corriere. Siamo a pagina invece a 21, fatto di cronaca che ci porta a Feltre, travolto da un pirata sulla ciclopedonale, denunciato l'automobilista ubriaco. L'auto è stata fermata poco dopo dai vigili per danni evidenti alla carrozzeria. Il pedone è ricoverato in rianimazione. Ha perduto completamente il controllo della sua Renault Clio e ha travolto un pedone che stava camminando nella pista ciclopedonale, mandandolo in rianimazione. I.5, queste le sue iniziali, un cinquantenne domiciliato in città, non da molto, che si trovava poco lontano dalla sua abitazione. Gravissimo incidente ieri, poco dopo le 13, nel tratto iniziale di via Bagnol sul Cessé, poco distante dalla rotatoria del Pasquare. Su dinamica e cause stanno facendo approfondimenti gli agenti della polizia locale di Feltre e di cose da chiarire ce ne sono parecchie, a cominciare dal fatto che MZ, queste le sue iniziali, di Arsie alla guida del veicolo, è risultato positivo all'alcol test al quale è stato sottoposto dagli agenti. Memorial Calligaro a Vellai, grazie della famiglia, emozione per l'evento dedicato a Gigi e ancora progetto leader 2023-2027, oggi l'incontro del GAL con cittadini e imprese. Spostiamoci a Cesio Maggiore, stalking verso un disabile, prete finisce ai domiciliari. Don Giovanni Brancaleoni, condannato per degli episodi avvenuti all'RSA di Pullir, la pena è divenuta definitiva in Cassazione, la sconterà nella casa del clero. L'arresto è scattato su ordine della procura di Belluno come somma di vari esiti processuali. È stato arrestato dalla polizia su un ordine di carcerazione arrivato dalla procura di Belluno per una espiazione di pena definitiva, una pena di circa un anno, cumulo di vari esiti processuali. Dopo alcuni giorni in carcere ha ottenuto la concessione dei domiciliari nella casa del clero che si trova in centro a Rovigo. La misura detentiva è quella a carico di Don Giovanni Brancaleoni, prete esorcista di 79 anni di Este, ormai da qualche tempo residente a Frassinelle Polesine in provincia di Rovigo. Il sacerdote, già esorcista ufficiale della diocesi di Adria e Rovigo e in passato anche canonico della cattedrale di Adria, era stato al centro di una pesante vicenda avvenuta nel Feltrino dopo che ha prestato servizio per svariati anni. Il religioso era stato condannato per stalking nei confronti di un disabile che viveva nella struttura specializzata di Pullir. Era stato accusato e condannato anche per interruzione di pubblico servizio in concorso con la madre del ragazzo disabile. Liceo dal Piazza, torniamo a Feltre, il primo posto del coro Musica Liceo a Verona, e ancora da Feltre, mondo scolastico, poesie in lingua madre per superare le barriere, evento avvenuto all'Istituto Carlo Rizzarda. Sempre dalle scuole feltrine, teatro in lingua inglese per 240 studenti all'Istituto Superiore di Feltre e ancora iscrizioni aperte, essere consapevoli 3 giorni di corso. L'appuntamento in questo caso è a Santa Giustina con un corso intensivo.
Rimaniamo nel Feltrino, pagina 23, Pedavena, progetto sollievo per persone con decadimento cognitivo. Ogni giovedì mattina i volontari dell'Associazione Padre Colpa per la nuova palestra. Incidente sulle vie bellunesi, siamo a Santa Giustina, auto esce di strada, un ferito. Ancora da Cesio Maggiore una panchina blu itinerante per sensibilizzare sull'autismo e vediamo appunto la panchina blu dipinta dai ragazzi del palloncino rosso di Feltre. Passiamo a pagina 24, Sedico riparte il progetto Sedico Giovani, un anno di impegno per 60. L'assessore Sacchete con le attività sociali c'è chi ha scoperto la propria vocazione professionale. Limana, centri estivi in partenza, stasera la presentazione. Ancora da Sedico, antiche rogge, domani al via la sagra a Bribano e sempre da Sedico, Malore mentre andava a riprendere l'auto, giovedì l'ultimo saluto al 51enne Reolon trovato senza vita a Sedico. Passiamo in Alpago con pagina 25, mal di pancia sui risultati del primo Consiglio Bike Day, malumori attorno all'evento con le strade chiuse, rumor, autogol per il territorio, l'organizzazione difende la formula, molti sono tornati indietro per il meteo. L'iniziativa, siamo a Chies d'Alpago, dono del midollo osseo, il comune di Chies scrive a tutti i ragazzi, Longarone, sclerosi multipla, campioni in pista in aiuto dell'AISM. Sempre da Longarone servono 18 volontari, appello della Proloco, Ponte nelle Alpi, sala all'ex Casa Rossa dedicata a Sassoli nel segno dell'Europa. Con pagina 26 le notizie che ci portano in Agordino, Alleghe vara la nuova Proloco, Vallada punta a rilanciare la sua, giovani protagonisti di una stagione di impegno per la crescita del territorio, Omar Pigné, presidente del sodalizio, costituito con una partecipata assemblea. Rocca Pietore a peccar fuori strada nella galleria, ferito il conducente. Voltago, il gruppo folk del Poi, chiama i giovanissimi e sempre dall'Alto Agordino Livinallongo ha celebrato con un concerto i 25 anni di sacerdozio. Cantori e musicisti di tutta la valle rendono omaggio a Don Andrea. Parliamo di Don Andrea Costantini, parroco appunto della Pliede Fodom. Siamo a pagina 27, Cortina, Codivilla sta ripartendo anche il cantiere esterno, oggi faccia a faccia con il commissario. Dal bene punta alla piena operatività dell'ospedale per il 2026, previsto un summit con i vertici della società di gestione GVM. La guida a scavalco per l'URSS numero 1, un brutto colpo per noi malati. Gloria Pochiesa Marianne è affetta dal 2016 da sclerosi multipla, ci sono vite in ballo e tanti problemi, così non li risolveranno mai. L'intervista vi aspetta a firma di Stefano Vietini a pagina 27. Siamo a pagina 29 e sempre da Cortina, De Zanna all'Emilia Romagna i 120 milioni della pista da bob. La consigliera mette in discussione la possibilità di finire i lavori in tempo. Si tratta di denaro pubblico, destinatelo a una finalità veramente equa. E in una interrogazione chiede al sindaco quanto i costi della pista peseranno sui residenti. Pieve di Cadore, la Manusci si insedia la prossima settimana. Parliamo ovviamente della nuova sindaca del comune di Pieve di Cadore. Cortina, primo obiettivo la prevenzione, cantieri olimpici in sicurezza, c'è un protocollo in El Simico. E ancora gli antichi abiti cadorini sfilano all'eremo dei Romiti sotto la supervisione del maestro Fant di Limana ed ecco appunto alcuni scatti. Siamo alla rubrica Cultura e Società, una luce nelle tenebre e un simbolo potente, il faro segna il confine tra diverse dimensioni. Veneziana del Lido, docente di geografia umana a Londra, Veronica Della Dora firma un libro dedicato a un tema di grande fascino. Dalla rubrica Giorno e Notte, Feltre, i diritti calpestati delle donne nello spettacolo di Azahar. Sabato alla scuola di danza orientale si esibirà al Teatro delle Canossiane. Tutto il ricavato sarà devoluto alle attività dell'associazione Belluno Donna. Il libro Vivere nel Seicento, Sante Rossetto alla scoperta di un'epoca. E ancora Feltre, i colori del palio in mostra nella collettiva al Fondaco. Sport bellunese, rugby Serie B, Federico Coppa lascia per impegni di lavoro, il rugby Feltre cerca un nuovo allenatore. I ragazzi hanno bisogno di una guida che abbia più tempo, rimarrò senz'altro nella società, ma con un altro ruolo. Calcio Serie D, la Dolomiti sfoglia la Margherita, per il mister la rosa si restringe, Zironelli, Zanini e Pulzetti tra i papabili, ma non sono escluse delle sorprese. Sul fronte mercato rientrano dai prestiti De Paoli e PG, Piace Fumagalli. Ancora calcio, Alpago e Fulgor Faro lavoreranno insieme, ufficializzati gli allenatori Renato Lauria e Giovanni Perale e lo staff il sindaco Peterle, pagina storica per la Conca.
Giro d'Italia, montagna nord-est, con la tappa del Bondone inizia un'altra corsa, i big non si potranno nascondere. Fondrist ci guida alla scoperta di 6 giorni di salite, Roglic è il favorito, ma puntini. E a proposito del Giro d'Italia in provincia di Belluno, passi vietati, Staunanza chiuso da domani sera, lo stop al Tre Croci dalle 12 di giovedì, dalle 18 non si passa sul Giao, strade chiuse 2 ore e mezzo prima del passaggio, qualche limitazione anche in Valsugana, nella tappa di mercoledì, Pergine-Caorle. Terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, in pianura da poco a parzialmente nuvoloso, in montagna da parzialmente nuvoloso a nuvoloso, anche molto nuvoloso verso sera. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluna e vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20 domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.